Dall'Under 17 all'Under 15 la musica non cambia, è sempre esclusiva Wii Sport, la prima giornata del torneo. Pietro Paolo Brucato dal Despar Stadium. Messina affronta Catania. Da una parte la formazione di mister Sarao, dall'altra quella di mister Scuderi, i peloritani che si schierano con il numero 1 Rapaglià, 2 Viscuso, 3 Padania, 4 Lopresti, 5 Garicali, 6 Bongiorno, 7 Freni, 8 Brunetto, 9 Malò, 10 Briganti, 11 Pandolfino. Risponde Catania con il numero 1 Tomaselli, 2 Magro, 3 Bertella, 4 Vedrella, 5 Laudani, 6 San Gregorio, 7 Pappalardo, 8 Isaia, 9 Santonocido, 10 Isola, 11 Calarco. Messina dà il via all'ostilità attaccando a destra verso sinistra in tenuta blu e insetti giallo-bianchi, dall'altra parte maglia rossa e pantaloncini blu per quanto riguarda Catania. Prima offensiva per gli etnei con Pappalardo che dopo 5 minuti cerca l'incrocio dei pali, manda il pallone alto sopra la traversa. Ancora Catania che ci prova, tiro dalla distanza di Isola e traversa. Clamoroso il tentativo dalla lunghissima distanza da parte del numero 10. La traversa a negargli la gioia del gol, gli strozza l'urlo in gola. Rapaglià non avrebbe potuto nulla, ma al terzo tentativo c'è il calcio d'angolo per Catania quando siamo al 10° minuto. Pedrella più in alto di tutti è il gol dell'1-0. Ha segnato il difensore della Ionia, calcio di posto, se lo sono persi tutti in area di rigore. Il numero 4 ha ringraziato battendo Rapaglià. Festeggia con mister Scuderi, il centrale, in possesso di enormi doti fisiche. Poi Briganti inventa qui per il compagno Freni, pallone deviato in calcio d'angolo dalla difesa etnea. Ancora in avanti Messina, pallone dentro a tu per tu con il portiere. C'è però una netta giocata di mano da parte di Pedrella non ravvisata dal direttore di gara. Si lamenta Messina che si ripropone in avanti con il calcio munizione da parte di Freni, il pallone rimane lì, non riesce a deviare in maniera concreta Malò. Catania dall'altra parte con la conclusione dalla distanza. È più un cross che un tiro quello che viene destinato oltre la linea di fondo campo. Entra Canale nelle fila di Messina. Eccolo il primo cambio di mister Sarao quando c'è Briganti che prova dalla lunghissima distanza, il pallone però finisce alto sopra la traversa. Ancora il numero 10 Briganti pericoloso, il fantasista del Messina Sud ci prova sul calcio di punizione, la mira non è delle migliori. Occhio qui a Catania che sbanda in fase difensiva, allontana però il pallone e finisce così 0-1 per Catania. Fino a questo momento al 10° la sta decidendo il gol di Petrella. Tra primo e secondo tempo cambia qualcosa mister Sarao, infatti entra Aloisi sul terreno di gioco, l'attaccante del Città di Messina, ma il copione non cambia perché ancora Catania a rendersi pericolosa con Isola che mette dentro il pallone allontanato. Un ottimo intervento difensivo di Messina, continua Catania a distendersi in avanti, pallone nello spazio per Santonocido che prova ad allargarsi sulla destra, aspetta un compagno, poi prova il tentativo. Forse la mano di Rapaglià a negargli la gioia del gol. Ancora cambi per Messina, entra infatti il numero 18 Maisano, esce Briganti e questa la mossa del tecnico peloritano quando c'è un pallone dentro. Ancora Catania pericolosa, sfiora il gol ma Rapaglià in uscita dice di no. Occhio qui a Messina con il pallone verso Aloisi, crolla un difensore del Catania, Aloisi col destro e in Messina che pareggia. Ha segnato Aloisi, ha segnato il neoentrato, l'attaccante del Città di Messina che fa esplodere uno stracolmo Despar Stadium. Alla prima occasione ha trovato la via della rete. Occhio però perché Messina non si arrende, calcio di punizione, il pallone rimane lì, Catania non riesce a intervenire e allora è la sfera, arriva Brunetto col destro, pallone all'incrocio, Messina l'ha libartata con il gol di Brunetto, probabilmente deviato da Pedrella, ma il suo destro è stato imparabile per Tomaselli. Tutto adesso che fa pensare a una vittoria di Messina. Occhio però a Catania perché c'è il pallone dentro, il colpo di testa clamoroso, errore sotto porta, partita dalle 1000 emozioni. Qui ancora Catania che si propone in avanti e trova il gol del 2-2, ha segnato Calarco al 25° del secondo tempo, a 10 dalla fine. Batte in uscita Rapaglià, si addormenta ancora una volta la difesa di Messina e in velocità Catania la va a punire. Despar Stadium ammutolito, si resta sul 2-2, ancora cambi per Messina, entra il numero 17 Mondello, centrocampista del Città di Messina. Ancora in avanti la formazione peloritana con Aloisi, a tu per tu col portiere e il gol di Aloisi, ha fatto doppietta da subentrato, ha deciso la partita. Il numero 20 spiazza completamente il portiere, ha il killer instinct sotto porta, non sbaglia quasi mai Aloisi. Ancora un cambio dentro Lorè, fuori Malò per la formazione di Messina. Siamo alle ultime battute con la formazione peloritana che continua a effettuare cambi. C'è un calcio punizione per Catania affidato a San Gregorio.
è il capitano che va col destro dalla distanza, pallone di un soffio al lato e arriva così il triplice fischio al Despar Stadium. Messina si impone per 3-2 e rimonta, l'hanno decisa la doppietta di Aloisi e il gol di Brunetto. La formazione veloridana inizia al meglio il torneo Pietro Paolo Brucato con 3 punti su Catania. Un cordiale saluto amici della Wisport e alla prossima.